Amici, oggi ci recheremo in Egitto a vedere una piramide. Venite con me. No dai, sto scherzando, non ci recheremo in Egitto, però andremo a vedere una piramide tra le montagne della Caria. Venite con me e ne scoprirete di più. In realtà è una casa, però sai, ha una forma strana e quindi dal punto di vista della gente è difficile riuscire a interpretarla in maniera precisa. Stiamo percorrendo la pista ciclabile di Casanova in direzione di Zuglio, dove appunto si trova questa strana piramide. Continuiamo. Come avete appena visto abbiamo tagliato per la pista ciclabile e mi sono fermato per farvi vedere uno strano fenomeno. Guardate! Ecco, questo fenomeno credo che sia semplicemente le gocce di rugiada, le particelle d'acqua che compongono la rugiada, che evaporano quando il sole le bacia. La temperatura stanotte è stata molto fredda, adesso è spuntato il sole e quindi l'acqua della rugiada sente la differenza di calore e comincia a evaporare. Questo fumo che si innalza dalla staccionata è il risultato di questo fenomeno. E visto che ci troviamo a passare per la via Iulia Augusta, vi mostro la bellissima fontana delle Tre Croci. Ed eccoci amici, stiamo entrando in comune di Zuglio, più precisamente nella frazione di Formeaso, e in lontananza si vede la nostra piramide. Ed eccoci amici, avete visto alle mie spalle la casa a piramide, siamo arrivati finalmente, ora mi avvicinerò e vedrò di parlare col proprietario che sa che passavo da queste parti e gli farò qualche domanda. L'intervista, chiamiamola così, il servizio completo, ecco, è più corretto, lo troverete nel mio primo canale che si chiama semplicemente Lucoral. Invece in questo mio secondo canale, in cui sono dei vlog semplici di viaggio, in cui passo vicino alle bellezze dei luoghi che percorro con la mia bicicletta, qui vedremo solo qualche immagine e sentiremo alcune parole.
Giusto quelle poche parole per incuriosirvi a vedere il mio primo servizio sul mio primo canale. Andiamo! Carissimi amici, siamo in compagnia di Alfeo nella casa tempio di Belenopur. Che cos'è Belenopur? Belenopur è la montagna della luce. Bel deriva dal celtico, il linguaggio celtico significa luce, Pur deriva dall'indiano e significa montagna, quindi diciamo che è una casa della luce che è stata costruita a cavallo, come oggi si dice, tra Oriente e Occidente. Se noi entriamo dalla casa viviamo un percorso di preghiera che è fondata sulla purezza, è un percorso della purezza che è fondata su 2 livelli, uno azimutale, si gira intorno alla montagna sul mandala guardando la montagna e contemplando la montagna, gli indiani la chiamano pradaksina, ruotare intorno, e un altro poi fondato sullo yoga, che è quando si sale dal piano terra fino alla sommità della montagna. Comunque la preghiera fondamentale diventa una preghiera della purezza, e questa è in perfetta sintonia col dio celtico appunto della luce, che è Belenos, che è della purezza. E la cosa più curiosa e bizzarra contenuta all'interno di questo tempio qual è? La cosa più bizzarra non saprei dirti qual è. Forse proprio il terzo livello, in cui secondo tutti quelli che si occupano di piramidi esiste la concentrazione dell'energia. La gente che abita qua vicino o che passa per la strada, quando vede questa struttura, cosa pensa e cosa dice? Ma mi sembra che abbiano tutti opinioni abbastanza positive. La signora che abitava qui vicino mi chiamava il faraone, però poi ci sono anche quelli che hanno interpretazioni un po' strampalate. Bene, ringraziamo Alfeo e continuiamo il nostro giro all'interno di questa curiosa struttura. Bene amici, vi ringrazio per avermi seguito sin qui, spero che la casa piramide vi sia piaciuta, era una costruzione veramente colorata ed originale, una cosa che non si vede tutti i giorni andando in giro in bici, ma neanche a piedi o in macchina. Oggi posso dire casa piramide di Zuglio, Lucoral è stato qui. Un saluto in bici da Lucoral e non dimenticarti di seguirmi sui social. Ciao!